Buonasera dal circolo sportivo Sport City, primo turno di qualificazione per i playoff. Si sfidano Roma 70 e Steaua 2011 che proveranno a concretizzare la stagione ipotecando il passaggio al turno successivo. Occasione d'oro per il numero 9 Greggio, ancora lui prova il duello aereo, c'è il fallo da parte del numero 7, si trattava di Munteanu. Fischia adesso l'arbitro, può andare Battistini, il destro a giro basso, murato la difesa, ma la palla è ancora di Roma 70, limite dell'aria, ancora il numero 8, 3 dribbling per lui e poi c'è l'appoggio e si porta in avanti il Roma 70 con il numero 8 Sanguigni. È bellissimo lo spunto, dopo un paio di dribbling la rasoiata non lascia scampo al portiere. 1-0 per il Roma 70, ancora Cimini, recupera la sfera. Sinistra la trova Battistini, potrebbe accentrarsi, ancora per Cimini, si chiude il triangolo, limite dell'aria, il destro secco, mamma mia che rete Cimini, e adesso dilaga il Roma 70, bellissima l'idea, il triangolo che si include con Battistini, da limite dell'aria non perdona Cimini, destro preciso, nemmeno troppo potente, ancora con Alexi che adesso deve rimettere la palla in gioco. Tutto solo il numero 13, prova il dribbling, è buona l'idea, ancora lui, è tutto solo davanti al portiere, accorcia le distanze lo Steaua con Samiola. È buona l'iniziativa, un rimpallo lo favorisce, ma poi da lì non fa complimenti e allora è 2-1, si accende la partita con Samiola, il sinistro. L'autore del gol questa volta è buono l'appoggio sull'out di sinistra, può passare il compagno, il cross in mezzo, il numero 4 è tutto solo e c'è il pareggio dello Steaua 2011, è andato il numero 4 Ejescu, forse si è un po' addormentato sugli allori il Roma 70 e adesso castiga il numero 4, 2-2, ancora appoggio sbagliato, ancora Samoila, il numero 13, c'è spazio per il sinistro, arriva adesso, che occasione che si divora Samoila, tutto pronto per l'inizio della ripresa, sul pallone ci sono Samoila e Munteanu. Fischia adesso l'arbitro, il primo controllo di Munteanu che cerca subito il lancio lungo ma troppo lontano Iescu per raccogliere la sfera. Possesso ancora per il Roma 70, ancora con Sanguigni, l'appoggio per Battistini, il palleggio, c'è spazio per il destro, ancora Battistini, il vantaggio del Roma 70, che gol di Battistini, prima col palleggio e poi appoggia in rete da 0 metri, 3-2 adesso per il Roma 70, che gol di Battistini, che con un'autentica magia si libera della difesa e poi all'1 contro 1 non fa complimenti. C'è Samoila che potrebbe controllare, non c'è la pressione degli avversari, ancora Samoila, si libera di 2 giocatori, poi il destro, che gol di Samoila, ancora una volta lo Steaua agguanta il pareggio, la doppietta di Samoila in grande stile, controllo e dribbling e poi c'è una conclusione pazzesca, non può intervenire Sanguigni. Ancora Greggio, il numero 9, si propone dall'altra parte Battistini che controlla con il petto, deve girarsi, non ci riesce, raddoppiato subito Battistini, poi con un fallo. Tutto pronto per il calcio di punizione, adesso il fischio, può andare Greggio, il destro potente e la palla che termina in rete, adesso dilaga il Roma 70 con Greggio che riesce a trovare la deviazione di Battistini, da sotto misura non sbaglia il numero 7 e ipoteca la doppietta. Allora riparte il Roma 70, ancora con Alexa, si perde la sfera, può andare Cimini, è buono il dribbling, palla sul sinistro per Cimini, va adesso al sinistro, che rete Cimini, anche lui in gol, conclusione meravigliosa, lo spunto del numero 10, davvero elegante il dribbling e poi c'è la conclusione che fulmina il portiere Avran. Adesso è davvero notte fonda per lo Steaua 2011. Allora può andare ancora in avanti lo Steaua 2011, ma Alexi riesce a controllare. Poi il numero 99, c'è spazio per Samoila, ancora lui, prova la girata, ancora Samoila, la tripletta, accorcia le distanze, il numero 13 che si riprende bene dall'infortunio e ancora in grande stile trafigge Sanguigni. Adesso è sotto solo di una rete lo Steaua 2011 e può crederci. Riesce a spazzare Battistini e riesce a guadagnare tempo. Finisce adesso il match 5-4 per il Roma 70, non basta la tripletta di Samoila ad aggiudicare il passaggio in playoff dello Steaua 2011, adesso avanza nella competizione Roma 70.